Allora, facciamo anche un po' di bilanci, di valutazioni, perché allora tutto sommato si può sorridere stavolta, perché noi abbiamo fatto tante quelle trasmissioni con la tristezza, con l'angoscia, invece questa volta il manifatturiere veneto più 8,1% a livelli europei praticamente. Sì. Qual è l'andamento? No, fortunatamente l'andamento del manifatturiero in genere è cresciuto in termini di export molto, infatti il Veneto in rapporto all'8,1 rispetto a una Germania che è al 5,4 rispetto a una Francia che è al 2 e qualcosa. Quindi siamo ad ottimi livelli. Quindi livelli importantissimi, questo, ovvio è un rapporto. E questo avviene su che categorie? Avviene sulla moda, e quindi come dicevo prima abbiamo tutto il settore della moda, inteso le grandi firme, che funziona, che quindi permette di lavorare in Italia, perché la maggior parte fa fare le finiture in Italia, certo, sì. E quindi i nostri artigiani del tessile, quelli che erano abituati e che avevano come fornitore, come il cliente, l'abbigliamento di marca, cosiddetto, continuano a lavorare. Ovvio i prezzi non ci sono, tutte queste difficoltà, però almeno lavorano. Gli altri invece purtroppo in Italia si fa ben poco e fanno i cinesi. Ma oltre alla moda abbiamo tutto il sistema della metalmeccanica che, ripeto, fa da leone e su quindi tutti i anche fronti, con l'export questa va molto bene. Perché noi facciamo prodotti di qualità, prodotti che hanno un'ottima precisione, per cui la esportiamo in tutta Europa. Perché sono prodotti dopo anche i mobili misura. stessi, il mobile, il vero mobile, quello fatto bene, continua a essere quello italiano. È ovvio che magari sono nicchie, però sono nicchie che portano ancora, che hanno fatto ripartire alla grande l'export. E poi bisogna sempre ricordare che il famoso Made in Italy è vincente su tutti i fronti. E io sento parecchi artigiani che lavorano per l'estero, inteso per il mondo, e quando ti presenti col Made in Italy, ma dove il Made in Italy è vero, e quindi la qualità del prodotto e le materie prime di qualità, lì non c'è paese al mondo che tenga la qualità nostra. Quindi su questo dobbiamo essere orgogliosi, insomma, e continuare a fare il nostro lavoro, migliorando, ma continuando su questo passo qua. E questo è fondamentale. Esatto, lei poi ha sostenuto più volte Piccolo e Bello. Sì. Perché dopo che ci hanno fatto una campagna pazzesca dicendo no, piccoli devono unirsi, devono fare, il grande ce la farà, e invece la flessibilità e l'elasticità di adattabile, la resilienza, perché adesso è di moda questo termine, del piccolo risulta vincente. Sì, in effetti già ancora anni or sono, quando avevano portato anche in Italia un po' la globalizzazione e via dicendo, avevano detto il sistema dell'impresa italiano e quindi del nord, che è la piccola impresa, questa sparirà, esisteranno solamente le grandi imprese e chi si è visto si è visto. In realtà invece abbiamo resistito, anzi abbiamo fatto grande il nostro Veneto, continuiamo a mantenere il nostro Veneto, importante nell'Europa e nel mondo per il prodotto che fa. Certo che il piccolo è bello, ma è bello finché riesce e ha la voglia di migliorarsi. E devo dire la verità che tutto il mondo dell'artigianato questo lo sta facendo. Io ricordo che ci sono stati grandi investimenti di molte imprese artigiane sulla qualità, sulla tecnologia, che hanno fatto investimenti, quindi per migliorare, e questo sta dando i suoi risultati, e di questo insomma penso che dobbiamo esserne orgogliosi. Anche l'industria, che a volte dice ma è solo il sistema grande che funziona, intanto gli chiederei quante imprese è che ci sono di grandi nel nostro Veneto, e la filiera che ci sta a fianco della grande impresa serve o non serve? Nel sistema Veneto, lo posso assicurare, le grandi imprese funzionano perché c'è una grande filiera di piccole imprese che danno la qualità al prodotto, dove una grande capacità di grandi imprenditori sa dopo portare il prodotto
nel mondo, il che forse noi riusciamo a livello europeo, ma magari nel mondo facciamo fatica. Quindi a Cesare quel che è di Cesare. È giusto. No, è molto interessante questo aspetto, meriterebbe tempo. Leggiamo anche un altro messaggio che è arrivato che chiedeva spiegazioni sul fatto che, mi volete spiegare perché il bonus facciate non prevede gli hotel? Datemi il senso di questa legge. No, questo posso dire in prima persona che non è vero. Gli hotel si possono fare bonus in facciata, io stesso con la mia azienda ne sto facendo uno ad Abano, non dico il nome per correttezza. E ne devo iniziare un altro a settembre, per cui si può fare, o perlomeno ad Abano li stiamo facendo, io piuttosto che altre imprese, insomma. Quindi il bonus facciata si può fare. Abano si stanno facendo bonus facciata, sono sicurissimo, lo sto facendo in prima persona. Non è l'80%, è il facciate 90% facciate. 90% dove il credito ovviamente in questo caso l'albergatore ci dà solamente il 10%, mentre l'altro, il rimanente, tramite le banche, noi stiamo facendo l'operazione per questo è importantissimo acquisire. Perché il settore alberghi un po' fatiscentucci avrebbero proprio bisogno di... Ma anche ritengo che insomma tutto nel nostro Veneto, o perlomeno insomma, noi qui di Padova abbiamo vicini a Abano. Ma è giusto insomma che Abano, che ha sofferto molto, possa avere questa opportunità per rinfrescare le facciate e far sì che appena si possa tornare alla normalità possa insomma tornare a splendere come è sempre stato. Infatti, assolutamente. Accennato il discorso di Padova, come vede il futuro di Padova e che cosa prospetta? Padova si avvicina, da un lato si avvicina al rinnovo del comune, e dall'altro lato come categorie economiche, e questo lo devo dire con molta sincerità, è un tema che da alcune settimane ci siamo trovati ad affrontare come presidenti di categorie economiche, siamo convinti che una parola la dobbiamo dire anche noi, che rispetto a una volta non è sufficiente la politica, ma è sufficiente un grande lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è che la politica faccia la politica, ma che abbia la capacità, la volontà di capire chi fa vivere la città, e la città la fa vivere il mondo economico. Quindi da un lato i cittadini, ma i cittadini non sono né più né meno che in buona parte categorie economiche, e quindi ritengo che per il futuro ci sia da rivedere alcune cose. Non è sufficiente la viabilità, le infrastrutture, non è che una volta che ho l'allungamento del tram ho risolto i problemi di Padova. Padova ha tanti altri problemi, che forse è il caso che un tavolo con le categorie economiche sia aperto e dove sia rispettato ovviamente quello che noi chiediamo. In questo periodo non è stato fatto questo, non è stato sufficiente? No. Allora, fino adesso il dialogo con l'amministrazione attuale è stato ottimo, il dialogo sulle necessità è stato ottimo, però può essere migliorato. Ecco, e noi puntiamo molto sul può essere migliorato. Un aspetto su tutti? L'aspetto è che dobbiamo rivedere il sistema Padova su progetti più ampi. Non è sufficiente fare la piazza, non è sufficiente fare il marciapiede, anche se indispensabile, ma è da ripensare a Padova che era una volta, insomma, a Padova per la posizione che ha rispetto a Venezia, rispetto ad altre città, tornare a essere la Padova centrale del nostro Veneto, o perlomeno di avere una bandiera molto alta. Che cosa che ha perso principalmente? Ma secondo me abbiamo un po' troppo pensato alle cose di piccolo livello, al quotidiano, alle manutenzioni, ecco. Manutenzioni. Io li chiamo manutenzioni nel senso le piccole cose locali. Abbiamo avuto una grande università, devo dire che il rettore uscente, spero che l'attuale segua la stessa linea, ha sviluppato moltissimo innanzitutto il dialogo con le categorie economiche e in secondo luogo ha sviluppato tutto il mondo dell'università, che vuol dire economia per la città, per carità. Adesso il Covid ha ovviamente bloccato quello che sono la presenza degli studenti,
Ma non è solo questione di studenti, No, è questione di qualità e di possibilità che un'università dà alle aziende, quindi il lavoro della capacità di ricerca che ha l'università e trasferire la ricerca sì, nel luogo che è il mondo dell'impresa, e questo fa grande una città. E dopo dobbiamo pensare a Padova come ruolo importante del nostro Veneto, secondo me. Assolutamente. C'era un messaggio che è arrivato prima, vediamo se la regia riesce a rimettermelo in onda, così lo leggiamo. Sono d'accordo con il Presidente, i piccoli artigiani e le piccole imprese tengono in piedi il sistema industriale veneto con la loro altissima professionalità. Ho visto in altre parti d'Italia ed è il disastro. Infatti il vostro ufficio studi ha fatto delle comparazioni anche con altre regioni, sì, c'è il quadrilatero del nord Italia che tira e il resto invece che arranca, è un dato di fatto. Le regioni sono Emilia, Veneto, Lombardia e un po' il Piemonte, queste sono le anche Friuli, Venezia e Giulia lo mettiamo dentro. Un pochino, va bene. Allora Presidente, grazie di essere stato qui con noi, il tempo è volato, le auguriamo un buon lavoro, so che adesso siete molto indaffarati, ricordiamo per tutti i professionisti del settore artigiani nei vari ambiti, rivolgetevi alla Confartigianato provinciale del vostro territorio perché c'è possibilità di lavoro, di occupazione e quindi è bene in qualche modo darsi da fare, oppure chi vuole trovare un reimpiego è proprio l'occasione giusta e l'opportunità adatta. Grazie ancora, grazie alla Confartigianato per aver collaborato e noi ci vediamo buona giornata a tutti. Domani. Grazie.